fa quello che può. Una casa comprata sulla carta quando il cantiere sta ancora per nascere. I vantaggi possono essere tanti, a cominciare da quello economico, ma ci sono anche dei rischi. Allora vediamo quali e come si possono prevenire. Ormai purtroppo troppo spesso, soprattutto nel momento di crisi come quella attuale, troppo spesso i consumatori sono preda, diciamo, di banditi, noi li definiamo, perché non sono né imprenditori né costruttori seri. Le costruzioni si dimostrano spesso non essere adeguatamente a norma. Come dire, poco ferro nel cemento armato o, torno a ripetere, pareti, cartongesso eccetera, portano a infiltrazione anche sia a rischi sulla salute sia anche a rischi sulla sicurezza stessa. C'è una legge che tutela chi compra una casa che esiste solo sulla carta o che è in costruzione. Si tratta della legge 122 del 2005, che però pochi conoscono e le precauzioni bisogna prenderle prima, perché dopo, una volta firmato, è troppo tardi. Bisogna stare attenti che effettivamente si pretendano tutte le tutele che la legge oggi ci dà. Quindi una fideiussione che garantisce tutti i versamenti fatti al costruttore prima di andare a fare l'atto, e una polizza di assicurazione che garantisce per 10 anni sui danni e sui vizi, e poi è importante soprattutto una consulenza, perché questa legge non è facilissima, è un po' complicata, e allora io direi andiamo dal notaio prima di firmare qualsiasi cosa. Fare anche il preliminare di vendita davanti a un notaio, che è un pubblico ufficiale, non è obbligatorio, ma mette al riparo da molte sorprese. Il preliminare per un immobile che è in corso di costruzione prevede un testo particolare ben definito da questa legge, la 122 del 2005, dove devono essere indicate ad esempio con precisione quali sono le caratteristiche del fabbricato, ci sarà allegato un capitolato, ci saranno indicate con precisione addirittura le materie e il materiale che viene utilizzato, sarà indicata la descrizione precisa, sarà allegata una planimetria, il progetto. Per far conoscere ai cittadini i propri diritti, il Consiglio nazionale del notariato, insieme a 12 associazioni dei consumatori, ha scritto una guida che è anche sul sito, un prezioso elenco degli strumenti per ripararsi da tutti gli imprevisti o quasi. Siamo tornati in Abruzzo, a Pescomaggiore.